Un interessante convegno si è svolto presso la Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico della Valle dei Templi, organizzato dalla Fidapa di Agrigento. Il tema è stato quello tra cielo e terra, l'uomo antico e il suo rapporto con le stelle. Ospite d'eccezione al convegno è stato l'astrofisico e archeologo di origini agrigentine Carmelo Falco. Sì, praticamente tra cielo e terra, l'uomo antico e il rapporto con le stelle. Noi, l'uomo da sempre, dai tempi della preistoria, ha sempre avuto un rapporto particolare con le stelle, addirittura nell'ambito della mitologia ha trasferito i nomi ai vari pianeti, così come nelle varie costellazioni ha raffigurato delle figure, diciamo, di animali o altre immaginazioni, e quindi c'è sempre stato questo rapporto dell'uomo con le stelle. Tutti i marinai si confrontano le stelle. Chi di noi non ha mai alzato gli occhi al cielo, alla volta celeste? Bene, questo incontro di oggi è particolare perché a parlarne è un astrofisico, cioè è praticamente un uomo che è un relatore che, oltre ad essere un fisico di notevole rilevanza, è anche un astronomo e anche laureato in archeologia. Quindi lui ha coniugato questi suoi elementi per fare delle considerazioni molto elevate di una natura molto particolare e scientifica, e questa sera ce ne parlerà. Credo che siamo i primi forse ad assistere a questo tipo di relazione. Quest'uomo è uno scienziato che abbiamo la fortuna di averlo tra le eccellenze dell'Agrigentino. Perché di Re Calmuto? Ha vinto numerosi premi, ha uno studio in America, anche uno studio in Giappone, e peraltro gli è stato intitolato un pianeta del sistema solare, è stato dedicato a lui, Carmelo appunto Falco, per le attività svolte nell'ambito della scienza astronomica. Allora, la Fidapa tra le priorità strategiche ha anche la cultura, e quindi anche l'accrescimento delle socie dal punto di vista culturale e conoscitivo. Quando Carmelina mi ha detto di questo convegno, ho accettato immediatamente di buon grado, perché l'argomento che tratteremo oggi, che è la relazione degli antichi popoli con le costellazioni, con le stelle, lo trovo di fondamentale importanza anche per conoscere le nostre origini, per conoscere il nostro passato. So che il relatore di oggi, il professore Carmelo Falco, è conosciuto a livello internazionale, addirittura gli è stata intitolata una stella che lui ha scoperto, un pianeta che lui ha scoperto, per cui ecco, ritengo che l'incontro di oggi pomeriggio sia un momento di accrescimento culturale importante per tutte le nostre socie. Grazie innanzitutto per l'opportunità di poter parlare di un argomento così importante. In realtà il rapporto dell'uomo antico con il cielo era un rapporto ancora più profondo dal punto di vista esistenziale di quello che abbiamo oggi. Oggi con l'illuminazione artificiale non vediamo più il cielo come lo vedevano gli antichi che lo vedevano molto bene, quindi diciamo un cielo sfavillante nella moltitudine di stelle nella sua Via Lattea, un cielo che veniva avvertito con grosso timore in quanto visto come realtà ultraterrena e quindi sacra. Oggi in questo incontro sarà mia premura rendere l'uditorio un po' più cosciente di questo straordinario rapporto che vigeva tra l'uomo antico e la realtà del cielo stellato e il cielo notturno.